Come detto in quell'occasione non esistono zone franche, quindi un episodio che sicuramente andava analizzato, preso e valutato con la giusta considerazione, e quindi abbiamo di fatto già i servizi c'erano sulla zona stazione, sulla zona per l'appunto anche di via Tommaseo e le aree limitrofe anche all'Arcella, quindi abbiamo fatto un lavoro proprio di analisi, scendere alle cause di quello che sta accadendo, abbiamo intensificato le attività. Controlli capillari e continui, mirati alle zone calde, frutto di un'attività di studio e preparazione, non si fermano a una settimana dall'accerchiamento di 2 agenti della Volante in via Tommaseo le operazioni di polizia nell'area della stazione. Nelle ultime ore, oltre al sequestro di 43 dosi tra marijuana e hashish pronte allo spaccio, nascoste per terra e sotto il sellino di una bici, sempre in via Tommaseo è scattato l'arresto di un nigeriano che in bocca nascondeva una dose di eroina. Controlli che interessano anche i locali pubblici come questo mini market di via Annibale da Bassano, che è aperto oltre l'orario e dava ospitalità a 8 nigeriani, 6 con precedenti, 2 clandestini, che è stato chiuso per 20 giorni. Parliamo di mini market, negozi etnici, anche inconsapevolmente fungono da sponda o da paravento per soggetti che sono persone dedite praticamente all'attività illecita, prevalentemente spaccio. Attività di repressione ma anche di prevenzione, puntualizza il questore, che si estende a tutta la città con servizi già programmati in modo ordinario basati sull'ascolto dei cittadini. Quando si parla di sicurezza, volendo usare una metafora sportiva, bisogna essere dei passisti, cioè dei maratoneti piuttosto che dei marciatori, non degli scattisti, e che vuol dire che passo dopo passo, ogni giorno, bisogna essere pronti ad ascoltare il territorio, valutare, ponderare e dare quelle risposte che il territorio merita.